il pivot australiano Pennisi. Fortitudo Agrigento buona la prima. Un esordio bagnato in divisione nazionale B dalla vittoria Francavilla Fontana e in termini molto più netti di quanto non dica il 57-64 della Sirena, pur con qualche patema di troppo nell'ultima parte di gara, quando i falli e la disperazione dei pugliesi hanno messo in discussione il vantaggio accumulato nei primi tre quarti. 6 punti al riposo lungo, 10 alla fine del terzo quarto. Così la Fortitudo ha viaggiato spedita verso la vittoria, con Paolo Mossi, top scorer, 16 punti e 38% dal campo, e Paparella e Pennisi a loro volta in doppia cifra. Una gara tranquilla segnata anche dalla presenza di Chiarastella sotto canestro, per lui 10 rimbalzi, poi una fiammata del Francavilla rimette tutto in discussione. Sotto di 11 a 2 minuti dalla fine i pugliesi hanno ricucito lo svantaggio sino a -3, sprecando anche un paio di occasioni per pareggiare, sino all'epilogo vergato dal fallo sistematico. Con fatica dunque arrivano i primi 2 punti per la squadra di Franco Ciani, che non può certo nascondere per roster e caratura tecnica le sue ambizioni. Si è mosso bene, come detto Pennisi, nonostante lo 0 su 5 dalla lunetta, da rivedere di Viccaro, di sostanza l'apporto di Birindelli. Una prima giornata interlocutoria con qualche sorpresa, per esempio la sconfitta della Viola Reggio Calabria sul campo della Stella Azzurra Roma, mentre il Rieti di Busca e Bagnoli fa capire subito le sue intenzioni vincendo a Scauri. In divisione C nulla da fare per il Canicattì. Alla Palasaette Livatino passa il Trapani con un perentorio 75-61 e 23 punti di uno Svoboda fuori portata per chiunque, mentre il Racalmuto vince 80-70 Soverato con un superbo overtime. E realizza un ottimo canestro proprio in chiusura di quarto. Quindi 14.